La provincia di Treviso non è tra le migliori purtroppo nella classifica del Veneto. L'anno passato i dati di settembre ci davano un più 4,3% di infortuni mortali sul lavoro e da settembre a dicembre purtroppo sono successi ancora altri casi. È il segretario della CGIL trevigiana, Mauro Visentina, a fare il punto su quanto è stato fatto per la sicurezza nei luoghi di lavoro nel 2023. Con un bilancio ancora pesantissimo, il Veneto segue la Lombardia, è la seconda regione per dati sugli infortuni. Ed in una Marca che attende ancora la verità sul caso della giovane Anila Crijai, schiacciata da un macchinario della ditta di surgelati Bocon a Pieve di Soligo, fatto partire inavvertitamente mentre la linea era in manutenzione, il nulla di fatto degli ultimi anni pesa come un macigno. La sensazione è che in tanti casi, non so questo perché non abbiamo ancora i dati, in tanti casi viene ancora messo prima il profitto, prima il fatturato e dopo la sicurezza sul lavoro. Tra le cause per Confapi, che aggrega i piccoli imprenditori, anche i modelli organizzativi delle aziende, che soprattutto nella Marca sono medio-piccole e non gestiscono la materia in maniera strutturale. La formazione e la sorveglianza sono due delle soluzioni in un ventaglio molto più ampio di quello che potrebbero essere le soluzioni da implementare nelle organizzazioni, come potrebbe essere la programmazione, potrebbe essere il coinvolgimento maggiore dei lavoratori, potrebbe essere effettivamente sì l'addestramento anche dei lavoratori neoassunti. INAIL per il 2024 ha messo sul piatto 500 milioni per le aziende, contributi a fondo perduto fino a 130.000 euro per le imprese che investono su diversi livelli, dai macchinari alla rimozione dell'Eternit fino a progetti per l'adozione di nuovi modelli organizzativi.